Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nell'ultimo video di giornata. In questo video andremo a trattare i possibili esoneri e chi non verrà esonerato in quest'anno di Serie A, in questa stagione di Serie A. Molto probabilmente nei prossimi giorni uscirà anche, magari dopo le partite della nazionale, uscirà anche quelli della Liga Spagnola, Liga 1 e Premier League e Bundesliga. Non so quando farli uscire. Allora, partiamo subito col video. Allora, partiamo con Conte. Secondo me verrà riconfermato per la prossima stagione, a meno che non se ne andrà di suo. Come sappiamo, Antonio Conte di solito fa circa 2 anni e poi non se ne va. Infatti chiede sempre un contratto triennale per poi fare 2 anni e poi chiedere la cessione. Però secondo me verrà confermato. Poi abbiamo Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, che secondo me il Sassuolo arriverà, se si salverà in questa stagione e verrà confermato. La stessa cosa per Vincenzo Italiano, che il Bologna, l'allenatore del Bologna. Il Bologna secondo me arriverà in Europa League e verrà riconfermato. Zanetti sarà secondo me il primo a essere conservato, a non essere promosso, a non essere di nuovo l'allenatore dell'As Verona. Secondo me il Verona, come dal mio pronostico, retrocederà e Zanetti non verrà confermato. Poi Rumpaic dell'Udinese, allenatore dell'Udinese, scusatemi per la pronuncia strana, però secondo me verrà confermato per il semplice motivo che l'Udinese farà la sua solita stagione, cioè 10°, 11°, massimo 12° posto, e verrà confermato. Poi Fabregas verrà confermato. Secondo me il Como può arrivare in Europa e per questo motivo verrà confermato. Patrick Vieira, un altro esonero. Secondo me il Genoa farà una stagione a livello di partite, come ho detto nel mio pronostico, non buono e non verrà confermato per l'anno prossimo. Poi Ivan Tudor, secondo me verrà confermato, non verrà esonerato dalla Juventus, per il semplice motivo che la Juventus ha come obiettivo la Champions, cioè terzo o quarto posto, come l'anno scorso un quarto posto, e quindi secondo me Tudor ci riuscirà ad arrivare ai obiettivi predisposti. Maurizio Sarri secondo me verrà confermato. La Lazio, ma non ricordo il mio pronostico, però farà un campionato abbastanza discreto, abbastanza buono, e per questo motivo ho pensato che verrà confermato. Ivan Juric, un altro esonero. Quando l'Atalanta capirà che Juric non può allenare una squadra come l'Atalanta, come è successo con la Roma, cioè a Roma non è successo troppo tardi, però secondo me quando l'Atalanta se ne accorgerà sarà troppo tardi. Gasperini verrà confermato. Secondo me, secondo il mio pronostico, la Roma arriverà in Champions, però può arrivare anche in Europa League oppure in Conference, no? Il campionato è ancora lungo, non si sa mai, però secondo me verrà confermato. Christian Chiu verrà esonerato per lo stesso motivo dell'Atalanta e di Juric, non voglio star qua a ripetere. Pisacane verrà confermato. Secondo me il Cagliari riuscirà a salvarsi quest'anno e per questo motivo verrà confermato. Di Francesco verrà
esonerato, non è un allenatore da squadre di Serie A, secondo me può portare solo le squadre da Serie B a Serie A. Però la Serie A non è proprio la sua quadra. Maroni del Torino verrà confermato, farà una stagione discreta, come detto con la Lazio, arriverà nona, ottava, minimo decima il Torino. Massimiliano Allegri verrà confermato. Secondo me il Milan lotterà per lo scudetto o al massimo per il terzo posto o il secondo, o non si sa mai, però secondo me verrà confermato. Questa allenatore del Parma verrà esonerato, troppo giovane, non ha esperienza in Serie A, è stato il secondo dell'allenatore dell'Arsenal, però secondo Michael Arteta, però secondo me quando tu vai a allenare una squadra in Premier e poi vai in Italia senza avere un minimo di esperienza nel campionato italiano, non puoi allenare, magari fai più esperienza in Premier e poi vai in una squadra italiana. Tra l'altro questo allenatore ha 29-30 anni, ma non ricordo. Poi Gilardino verrà esonerato, allenatore dell'Atalanta, del Pisa, verrà esonerato perché il Pisa ha come obiettivo salvarsi, 16° 17° posto, però potrà retrocedere. C'è la possibilità al 99% che retrocederà. Infatti, se non sbaglio, dal mio pronostico arriverà 20°. Poi Davide Nicola, lo stesso motivo di Girardino, verrà esonerato. Poi Pioli, per lo stesso motivo di Francesco con Lecce, Juric con l'Atalanta e Chivo con l'Inter, verranno esonerati questi allenatori, perché quando le squadre d'appartenenza capiranno con la loro testa, con i propri direttori, o non so chi sia, chi sta a capo di tutto, ai presidenti, capiranno che non sono allenatori da squadre importanti, sarà troppo tardi. Grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se cosa ne pensate, lasciate un bel like e una bella iscrizione. Ciao!